Diventerà un grande spazio congressuale e per la mostra del cinema. È stata aggiudicata la gara per il restauro dell'ex casinò al Lido di Venezia. Al via la riqualificazione funzionale del palazzo, che verrà adeguato alle nuove funzioni congressuali. Lo stabile, risalente agli anni 30 del Novecento, è stato utilizzato fino agli anni 90 come sede estiva del Casinò di Venezia. Attualmente viene aperto per l'attività congressuale solo in alcuni periodi dell'anno e durante la Mostra internazionale d'arte cinematografica. Il presidente della municipalità del Lido Palestrina Danny Carella commenta così la notizia dell'avvio dei lavori. I lavori al Palazzo del Cinema rappresentano un tassello fondamentale per il rilancio di tutta la mostra. È importante che questi lavori possano iniziare quanto prima e terminare anche quanto prima. Gli importi sono più che sostanziosi e lasciano ben sperare per il futuro anche di un rilancio connesso a tutto il territorio. Sul piatto 13 milioni di euro, 10 dei quali erogati grazie al bando periferie del governo Gentiloni ed altri 3 messi a disposizione dal Comune di Venezia. Verrà creata anche una sala cinematografica in più con 600 posti e ci sarà pure il ristorante panoramico. È altresì importante che al di là del rilancio dei 10 giorni della mostra, anche tutto il territorio circostante, lidense e veneziano, possa beneficiare di quello che è a tutti gli effetti l'elemento fondamentale della mostra ormai fin dalla sua nascita. Per cui mi auguro che possano effettivamente essere una fonte di benessere per tutta la comunità. Obiettivo principale dei lavori l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e il miglioramento dell'agibilità. Dal lato impiantistico gli interventi saranno mirati invece al conseguimento di un notevole risparmio energetico e di diminuzione delle manutenzioni necessarie, andando ad intervenire anche con l'ottica di preservare la bellezza degli interni dello stabile. L'edificio è infatti vincolato, pertanto tutti i lavori dovranno essere eseguiti rispettando i canoni di non invasività degli interventi.